Ho imparato a vivere il tempo. Quanto mi piace quel concetto del non ho più tempo, che è così diverso dal non ho tempo. È uno dei passaggi del testamento spirituale che Barbara Caron ha lasciato alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che la conoscevano. E inoltre 1000 non sono mancati all'ultimo saluto ad una delle imprenditrici della Marca, ma dell'intero Nord-Est. Dentro e fuori la chiesa di Careinati, frazione da dove il papà, Angelo, ha sviluppato l'impresa edile, divenuta oggi uno dei colossi delle costruzioni. E i volti tristi del direttore dell'ULSS Trevigiana Francesco Benazzi, ma anche quello di Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, e dell'ex vicepresidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana, si mescolavano a quelli di tanti capitani d'azienda che con Barbara e i suoi fratelli continuano a testimoniare la forza e l'intraprendenza economica di questi territori, ma anche l'inconsapevolezza del tempo che passa. Ed è soprattutto a loro che Barbara ha voluto lasciare un messaggio. E poi mi vengono in mente tutte le cazzate per le quali mi preoccupavo e mi sembra un secolo fa e mi fanno sorridere, ma poi anche incazzare perché forse mi rendo conto che ho perso tempo, del tempo prezioso che non tornerà più. Struggente la preghiera che la famiglia ha voluto per Barbara. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i presenti e anche coloro che non possono esserci, ma che pregano e ricordano Barbara, affinché la sua anima viva sempre nei nostri cuori e sia libera di volare verso l'abbraccio infinito e amorevole di Dio e del nostro papà. Che la morte di Barbara non sia fine, ma inizio di una nuova speranza di vita per tutti, soprattutto per la famiglia, i nipoti e la mamma. Poi i 12 nipoti che l'hanno salutata così. Ti volevamo dire che hai lasciato tanto e tutti noi cercheremo di continuare a farlo per te. Ti promettiamo, zia, di scegliere nella vita ciò che ci rende felici, come tu ci hai sempre invitato a fare. Ti promettiamo di continuare i tuoi progetti e i tuoi sogni affinché i tuoi messaggi di tenacia, cura e gratitudine possano essere un dono per tanti. Salutiamoci oggi con la consapevolezza che siamo fortunati. Questo hai sempre voluto trasmettere. Infine l'uscita dalla chiesa con la maglia del Calcio Padova e un commosso Marcello Cestaro con cui Barbara aveva condiviso la promozione in Serie B. Ha segnato l'ultimo atto della cerimonia prima della tumulazione nella tomba di famiglia.